Al Dalcontres Barone va in scena la partita più attesa della 15ª giornata del girone I di Serie D. Nuove Virtus contro Savoia, seconda contro prima, separate da appena un punto. Nonostante il cielo grigio e qualche goccia di pioggia iniziale, il pubblico è quello delle grandi occasioni sugli spalti, pronto a sostenere una sfida che mette in palio il primato solitario. L'Igea parte forte, spinta dall'entusiasmo dei tifosi, ma la prima grande occasione è del Savoia. Al 15esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Schiavi raccoglie al limite e calcia di destro, sfiorando il bersaglio per questioni di centimetri. Pochi minuti dopo, tegola per i giallorossi. Al 19esimo, Mirascio è costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Balsano. La squadra di casa prova comunque a reagire ed alzare il baricentro, ma al 34esimo rischia grosso. Su un corner a proprio favore si fa sorprendere dalla ripartenza del Savoia, che potrebbe passare con Muñoz, il cui sinistro, sporcato da Maltese, trova però un defalco versione saracinesca che salva tutto in angolo. L'estremo difensore dell'Igea è protagonista anche al 37esimo, quando esce con grande tempismo e chiude lo specchio a Umbaka. Ripresa che diventa elettrica, l'Igea Virtus rientra in campo con decisione e dopo appena 4 minuti sfiora il gol. Il destro a giro di Capitan Calafiore dal limite passa vicinissimo al palo e fa tremare gli ospiti. Al 53esimo però rischiano i giallorossi. Sul ribaltamento di fronte Reis ha sui piedi un'occasione d'oro, ma da pochi passi calcia incredibilmente fuori. La partita si accende e diventa un botta e risposta continuo. Al 55esimo Sess vola sulla destra e con un tiro cross mette i brividi a Di Lorenzo, mentre al 65esimo Longo sfiora il capolavoro in acrobazia, trovando però la risposta straordinaria del portiere campano. Il gol arriva meritatamente al 71esimo, azione fantastica dell'Igea, palla a Sess che entra in area e dal fondo serve un assist perfetto per Cicirello, sinistro preciso e pallone in rete. Lo stadio esplode, Igea avanti 1-0 e per l'attaccante la quarta rete in campionato. Il Savoia reagisce nel finale di tempo e all'84esimo serve un super defalco sulla conclusione ravvicinata di Fiasco e sulla ribattuta Maltese salva in scivolata mandando in angolo. Passa un minuto e l'Igea riparte, ma il tiro di Sess viene respinto da Schiavi. Contropiede immediato degli ospiti e altro gran destro dalla distanza di guida, ancora una volta neutralizzato da un monumentale defalco, che al 90esimo dice di no anche a una punizione velenosa dello stesso Guida. Nel recupero sale la tensione, espulsi Forte per il Savoia e Maltese per l'Igea dopo un parapiglia in area giallorossa. Al 95esimo gli ospiti restano addirittura in 9, Fiasco apre troppo il gomito su Joao Pedro e per lui scatta il rosso diretto dall'arbitro dopo il richiamo del secondo assistente. Il finale è una festa giallorossa, l'Igea Virtus gestisce il vantaggio e dopo 10 minuti di recupero porta a casa 3 punti pesantissimi. Con l'1-0 finale i giallorossi salgono a quota 30, scavalcano il Savoia e tornano in vetta in solitaria, centrando l'ottavo risultato utile consecutivo e l'8ª vittoria stagionale. Il Savoia invece resta fermo a 28 e scivola al secondo posto.